E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora pare proprio che lo sveglissimo, l'intuitivo Emmanuel Macron si sia accorto che nel suo paese, in Francia, c'è un lievissimo pericolo islamico, meglio islamista, di intere porzioni del territorio francese sequestrate de facto e trasformate in enclavi islamiste dove non valgono le leggi, la logica, i valori della République. Lievissima postilla se n'è accorto al 92esimo della partita, di una partita che rischia di essere tragica, che si chiama scontro di civiltà. Perché diciamo questo? Perché oggi il Monsieur le Président ha convocato un nuovo consiglio di difesa all'Eliseo per affrontare il problema delle infiltrazioni dei fratelli musulmani nelle strutture sociali e anche pubbliche francesi. Un vertice che segue quello di fine maggio, quindi come dire, sta provando a essere sul pezzo mentre l'arbitro sta per fischiare la fine della suddetta partita. Tutto questo in conseguenza del famoso report dei servizi segreti francesi, cioè non di qualche associazione di ultradestra clandestina, i servizi segreti francesi che appunto a fine maggio lanciarono l'allarme riferito soprattutto ai fratelli musulmani, richiamati come un'organizzazione con un modus operandi mirato a trasformare l'intera società e interi territori secondo i precetti della Sharia. In questo documento si paventava il rischio di un separatismo di stampo salafita in molteplici aree del territorio francese. E i servizi ricordavano anche la tattica, o meglio, la strategia adottata da gruppi come i Fratelli Musulmani, che è quella dell'infiltrazione capillare, silenziosa, graduale e pervasiva dal basso, secondo l'ormai tristemente celeberrimo slogan: vi conquisteremo col ventre delle nostre donne. Questa è la situazione in Francia, secondo i servizi segreti francesi. Macron ha convocato il secondo consiglio di difesa in poche settimane sul tema. Secondo Le Figaro, la riunione si è tenuta stamattina col ministro dell'interno Retailleau, la sua collega dell'educazione nazionale, che è un fronte immediatamente per i fratelli musulmani, Elisabeth Borne, e quello dello sport Mary Barzac. Da ricordare che l'Eliseo dopo la prima riunione aveva detto: tenuto conto dell'importanza del tema e della gravità dei fatti appurati, bienvenue monsieur le président, bienvenue, il presidente ha chiesto al governo di formulare nuove proposte, cioè al 92esimo prende atto di un'emergenza impellente, si mette lì a riflettere e chiede di formulare nuove proposte. Allora ne avremmo una noi per aiutare Emmanuel Macron in questo suo contrasto ipertardivo all'estremismo islamico, all'islamizzazione di vari strati di società francese, con la conseguente sottomissione di cui parlava un grandissimo scrittore francese come Michel Houellebecq. La cosa migliore se vuole contrastare il rischio islamizzazione del suo paese, Monsieur le Président, è che lei si dimetta. Guardi, non lo diciamo per spirito di polemica, in primis per un dato di fatto politico, cioè la Francia negli ultimi anni da lei guidata, perché il presidente francese come dire, ha un forte impatto sulla vita del paese, sulle priorità anche politiche, sulla visione, non è stata minimamente in grado di contrastare questa tendenza che anzi sotto i suoi mandati è ulteriormente deflagrata. Quindi, visto che lei, Monsieur le Président, è affezionato all'esigenza di fermare la deriva islamista, per sua logica interna prenderà atto e si dimetterà e lascerà spazio a qualcun altro in grado di farlo. Poi c'è anche una considerazione appunto di visione, anche culturale.
Macron ha rappresentato forse come nessuno, cioè al massimo grado, quell'ideologia tecnocratica, slegata dalle radici, dalle storie nazionali, eurocratica, relativista, quell'ideologia del frullato di culture. Ricorderete tutte l'inaugurazione delle Olimpiadi macroniane iperarcobaleno con un sottofondo pesante di anticristianesimo, neanche tanto sottofondo. Insomma, Monsieur le Président, lei ha rappresentato al massimo quell'agenda relativista, multiculti, di rinuncia, diciamo, alla fierezza di sé, alla difesa della propria identità, che è proprio il morbo dell'Occidente e ahimè della République francese anzitutto, che ha creato le condizioni per cui questa islamizzazione di fatto è avvenuta. Ha potuto attecchire per la rinuncia culturale dell'Occidente, dell'Europa e della Francia, che lei ha incarnato al massimo grado. Quindi siamo felicissimi che lei voglia contrastare il pericolo islamista in Francia e in Europa. Siamo certi che prenderà il miglior provvedimento per farlo, ovvero annuncerà le sue dimissioni. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio